Allora, buongiorno e bentornati su FIPA Veneto TV. Siamo alla Zoppa Arena oggi, domenica 10 maggio 2015, dove si stanno svolgendo le finalissime del Trofeo delle Province Venete 2015, organizzato dalla FIPA Veneto e il Comitato Provinciale di Treviso. Due le categorie coinvolte, lo ricordiamo, Under 14 femminile e Under 15 maschile, per un totale di 2 rappresentative per provincia più la provincia di Trento. Siamo qui con il presidente della FIPA Veneto, Roberto Maso. È appena finita la finalissima maschile. Un primo bilancio di questo Trofeo delle Province 2015? Il bilancio già in partenza era positivo, perché col Trofeo delle Province abbiamo coinvolto parecchie società della zona, abbiamo coinvolto tutto il Comitato Provinciale di Treviso, abbiamo coinvolto parecchi comuni del Trevigiano e credo che questo sia prima di tutto un grande risultato. Poi è risultato anche sportivo, perché abbiamo visto nella giornata di ieri e anche di questa mattina delle partite veramente ad alto livello, quindi si conferma il livello tecnico del giovanile sia maschile che femminile del Veneto. Per il primo e secondo posto, anche 14 femminile del Trofeo delle Province 2015,
Massimo Polesella, allenatore del Venezia, che si è aggiudicato, le tue ragazze si sono aggiudicate il titolo di trofeo delle province venete 2015. Un resoconto di questa esperienza e della vittoria. Ma prima del resoconto bisogna fare i ringraziamenti alle società che ci hanno fornito le ragazze. E non solo quelle che erano qua oggi, ma anche quelle che magari sono dovute rimanere a casa o che erano in tribuna a guardare. Perché se noi siamo arrivati qua oggi è merito essenzialmente del lavoro fatto dai club. E una parola velocissima su questa vittoria, se dovesse riassumere questa vittoria in una sola parola. In una sola parola, per giocare a pallavolo bisogna ricevere, se non cominciamo a ricevere non giochiamo a pallavolo. Grazie mille.